Le nascite sono in calo preoccupante, in alcune ULSS come ad esempio l'ULSS 7 si arriva a un 35, 36, 37% di nascite straniere nei nostri ospedali. Questo vuol dire che gli italiani non fanno più figli e un popolo che non fa più figli è destinato ad arrivare a non essere più un popolo. Proprio per questo noi abbiamo bisogno di incentivare le nascite, incentivare le giovani coppie ad avere più figli. Per fare questo ci deve essere sicuramente una ripresa economica che dia un po' di tranquillità al tessuto sociale del nostro territorio e dobbiamo cercare di dare sostegno alle giovani coppie affinché facciano sempre più figli, proprio per invertire questo trend che secondo me è il problema del futuro. Nel giro di 5-10 anni, se il trend continuerà così, sicuramente ci sarà 1 a 1, quindi una nascita italiana per una nascita straniera, e questo secondo me dovrebbe essere un campanello d'allarme.